Ben ritrovate cattoliche dintorni. Anche l'Università Cattolica ha voluto ricordare l'eroismo degli studenti della Rosa Bianca ospitando lo storico Paolo Ghezzi e il professor Wolfgang Huber. Ascoltiamo la loro testimonianza. Professoressa Lombardi, quali sono state le iniziative che hanno coinvolto il professor Huber come Università Cattolica? Il professor Huber lunedì scorso ha tenuto per i nostri studenti germanisti, per gli studenti di tedesco, una lezione sulla resistenza della Rosa Bianca, sulla azione, la presenza della Rosa Bianca nello stato totalitario di Hitler, e si è soffermato in modo particolare sulle radici del totalitarismo, facendo anche collegamenti e raffronti con Luigi Sturzo, con la situazione, con il pensiero italiano sul totalitarismo, e facendo anche un excursus molto interessante per gli studenti sulla lingua del nazionalsocialismo, illustrando molto bene, grazie anche alle sue profonde conoscenze da linguista, quali sono state le distorsioni anche nell'uso delle parole e dei termini, di questa appropriazione, di questo abuso della lingua tedesca da parte dei nazisti. E negli appuntamenti invece che si sono susseguiti nel corso della settimana, il professor Huber ha incontrato gli studenti delle scuole secondarie in vari appuntamenti al Teatro Sociale e a San Barnaba, e ha tenuto un intervento molto interessante dal titolo La Rosa Bianca, la sfida della responsabilità, spiegando, ripercorrendo i passaggi fondamentali della storia del movimento di resistenza che ha pagato con la vita l'opposizione a Hitler, riconducendolo all'attualità e a quelle manifestazioni antidemocratiche e preoccupanti, allarmanti, di limitazione della libertà di stampa, della libertà di informazione, della libertà di pensiero, che in cui in questo momento si trova la popolazione turca. Quale messaggio è rivolto ai ragazzi presenti oggi? Il messaggio, la memoria della Rosa Bianca ci invita ad essere vigili sulla realtà politica anche attuale e sulle nuove tendenze di estrema destra. Il messaggio è quello di prestare attenzione, di non minimizzare, ma appunto di essere vigili e di portare avanti questo impegno culturale della vigilanza. Paolo Ghezzi, autore di La Rosa Bianca non vi darà pace. Qual è l'attualità di un evento storico così importante che ha segnato parte della storia tedesca a 70 anni di distanza? L'attualità è che questa è una resistenza sempre giovane, erano giovani studenti fra i 21 e i 25 anni, hanno messo in gioco la loro vita per restituire alla Germania una credibilità, uno Stato di diritto, uno Stato che rispettasse la dignità delle persone. E questi sono valori che, come ha detto anche stamattina il professor Huber, figlio di Kurt Huber, uno dei martiri della Rosa Bianca, sono valori intramontabili, anche perché nuove dittature sono sempre in agguato, nuovi tentativi striscianti di limitare la libertà di pensiero, di espressione, di parola, ci sono sempre in varie parti del mondo, magari non da noi ma in altri paesi come la Turchia che citava il professor Huber. E quindi credo che l'attualità del messaggio sia proprio nel loro essere irriducibili rispetto ai valori della libertà, della democrazia e della dignità umana. Quali sono i contenuti del suo libro? Su cosa si concentra in particolare? Ma diciamo che questo è un tentativo, dopo 2 libri precedenti, uno dedicato alla storia di Rosa Bianca e l'altro a Sophie Scholl in particolare, uno dei personaggi del gruppo. Questo è un tentativo di dare una voce corale anche ai protagonisti minori, ai comprimari, a quelli che hanno collaborato diffondendo i volantini, e è un tentativo di fare un abbecedario ad uso anche scolastico con parole grandi e eterne come amore, come pace, come guerra, come libertà, come resistenza, come sacrificio, e quindi un tentativo di tradurre anche per i giovani d'oggi quelli che sono i contenuti dei 6 volantini della Rosa Bianca che sono costate a loro la vita. Da Roberto Lombardi, domenica 4 maggio l'Università Cattolica celebrerà la 90ª giornata per l'Università Cattolica. Possiamo ricordare come nasce quest'idea? Nasce per coinvolgere tutta la comunità in modo particolare cristiana, delle nostre chiese in Italia, proprio perché l'Università Cattolica è nata certo dall'intuizione di padre Gemelli, ma
della comunità che voleva creare un ateneo che fosse davvero portatore di valori cristiani, e quindi anche in questi momenti di emergenza davvero educativa e di momenti in cui lo Stato ha poche risorse da offrire alle università statali e non, ecco che l'Università Cattolica si impegna attraverso anche grazie al contributo anche monetario delle comunità cristiane a sostenere attraverso appunto queste offerte, a sostenere gli studenti meritevoli che diversamente non avrebbero la possibilità di continuare negli studi offrendo delle borse di studio. C'è da dire che effettivamente viviamo un momento non fecondo dall'università, nel senso che le università statali e private oggi e in questi ultimi 10 anni vedono un decremento del 20% addirittura degli iscritti. Nonostante questo, la Cattolica nei suoi 5 campus, di cui Brescia appunto il nostro è uno dei 5, vede un allineamento agli stessi numeri di questi ultimi anni, se non un leggero aumento. Questo ci fa piacere perché vuol dire che la Cattolica riesce a rispondere positivamente alle esigenze dei nostri studenti. E l'ultima cosa che vorrei sottolineare è che naturalmente come Ateneo noi offriamo, come tutte le università, delle competenze e delle professionalità, naturalmente attraverso le 12 corsi di laurea che noi offriamo. Ma in modo particolare la Cattolica vorrebbe offrire quel quid in più che è la formazione integrale della persona. È per questo che allora vogliamo riallacciarci ai valori iniziali dei nostri fondatori, perché appunto i nostri laureati possano uscire naturalmente con le competenze di cui dicevamo, ma possano uscire dagli uomini e dalle donne capaci di rinnovare la nostra società attraverso la cultura. Ho iniziato perché amavo la lingua francese. Oggi amo il mondo. Quando ho cominciato volevo fare il manager. Oggi sogno di compiere un'impresa. Prima mi interessava la mente dell'uomo, adesso mi interessano le persone. Università Cattolica, nel cuore della realtà. E ora vi presentiamo il libro di Federico Paccani, studente al primo anno dello STARS. Federico Paccani, è uscito il tuo primo libro intitolato I segreti di Asgralot. Di che cosa si tratta? Si tratta di un'avventura fantasy ambientata nel nostro mondo che fa anche riferimento ai problemi del nostro mondo come la violenza nelle strade, l'ambiente, il razzismo, ed è un po' un fantasy azzardato, diciamo, perché non molti accavallano le cose reali con le cose della fantasia, però quando ho iniziato a scriverlo volevo anche iniziare a parlare di qualcosa che, diciamo, avesse un impatto sulle persone, che aiutasse a riflettere senza essere troppo insistenti o buonisti, ma che basta fare un accenno, ad esempio dire cosa può essere più utile da fare per l'ambiente, quali sono i problemi che ci sono nelle strade al giorno d'oggi, per far riflettere le persone. Questo libro è una saga, quindi vuol dire che ne scriverai altri? Sto già lavorando al secondo e penso che saranno 4-5 in totale. Finora qual è stata la risposta dei lettori? Sai già come sono andate le vendite? Per ora ho fatto una presentazione nel mio paese, Orzinuovi, sono venute circa 150 persone, l'hanno comprato quasi tutti, più della metà, e si è abbastanza piaciuto. Alcuni sono arrabbiati per come l'ho fatto finire, perché l'ho fatto finire con un colpo di scena, mi fanno muoviti a scrivere il secondo perché voglio sapere come finisce questa cosa. Come ti è nata questa idea? Beh, per la prima cosa ho pensato al tipo di mondo, ho pensato prima agli scenari, poi al protagonista. E poi tutto ciò è venuto da sé perché la gente si chiede sempre a uno che ha scritto un libro come ha immaginato tutti i dettagli dal più piccolo al più grande. A me mi viene in mente che secondo me ogni scrittore pensa ai dettagli da solo, pensa alle esigenze del protagonista e da quell'esigenza crea un personaggio che lo aiuta a raggiungere il suo obiettivo. Federico, la scrittura vorresti che diventasse parte integrante della tua vita? Sì,
Per questo sono venuto qui e ho deciso di diventare giornalista, perché secondo me dovevo partire da questo a farmi conoscere attraverso qualcos'altro e continuare a fare esperienza, perché alla fine tanti giornalisti sono anche scrittori e tanti scrittori sono anche giornalisti. Tu sei iscritto al primo anno dello STARS in Università Cattolica. Quali sono i tuoi progetti per il futuro oltre a scrivere altri libri? Penso che starò qui farò tutti 3 anni, mi laureerò e l'obiettivo più importante è fare esperienza e nuove conoscenze, amicizie che potrebbero anche rivelarsi utili per il futuro. La scrittura è per te anche una specie di terapia? Sì, tantissimo. Mi distrae, mi diverte. Tipo l'anno scorso, quando ero arrivato ai punti che non vedevo l'ora di scrivere, che non vedevo l'ora di finire la storia, mettevo anche 2 ore al computer per scrivere, ma non perché dovessi farlo, ma per puro piacere personale, perché era diventato divertente rileggere, riscrivere, non era più un compito. Secondo me la gente dovrebbe vivere la scrittura in questo modo, non oggi scrivo almeno 5 pagine, oggi scrivo almeno un'ora, scrivere quando ci si sente. Qual è il messaggio che ti piacerebbe lasciare? Io la prima cosa che ho pensato quando ho finito di scriverlo, mi è venuto in mente: vorrei che la gente si emozionasse a leggere questo libro come io mi emoziono a leggere altri libri. Anche per oggi noi ci fermiamo qui, vi do appuntamento la prossima settimana e per chi volesse rivedere i nostri servizi sono disponibili su YouCat. Grazie per essere stati con noi.